Sono qui in Piazza Laura alla libreria Tasso e sono per un invito molto particolare a cui tengo tantissimo. Venerdì 17 ottobre vi aspettiamo qui alla libreria Tasso alle 19:30 per presentare un libro estremamente interessante, I bambini di nessuno di Giuseppe Petrarca. Giuseppe Petrarca è un autore napoletano che a Sorrento conosciamo bene perché ha presentato tutti i suoi libri che sono partiti qua da Sorrento e poi hanno avuto un successo nazionale. Lui è un autore che tratta un genere poco esplorato, il noir civile o noir sociale, cioè dei temi che partono dal presupposto del giallo, del mistero, della suspense, però la trama va oltre questo, va nell'introspezione psicologica, nel trattare la diseguaglianza, l'ingiustizia, i crimini, i misfatti di una società che sempre più si allontana dall'empatia, dalla sensibilità, dal rispetto. E proprio in un momento come questo, in cui abbiamo visto i bambini di Gaza soffrire così tanto, maltrattati, uccisi, denutriti, e tutti siamo stati col cuore straziato e col fiato sospeso per questa catastrofe umanitaria, ma non ci sono solo i bambini di Gaza, ci sono i bambini di tutti i conflitti del mondo, in tutte le zone del mondo dove l'infanzia non viene rispettata. Lui parla di bambini del Venezuela, di bambini che vivono nelle discariche, di bambini che lottano ogni giorno la loro guerra per la sopravvivenza e lo fa con la sua capacità, come sempre, di andare oltre le parole, anzi di usare le parole per arrivare al cuore. E il commissario Lombardo, che è il protagonista di altri libri di successo della saga di Giuseppe Petrarca, con la compagna Carla Russo, si troveranno di fronte a una scelta molto difficile. Vogliono adottare un bambino, ma capiscono che devono adottare un'intera comunità di bambini che soffrono. È un libro che parla di dolore, parla in Venezuela dei grandi contrasti che ci sono tra la bellezza estrema della natura e del posto e la malavita organizzata, la droga, il malaffare, la tratta dei bambini, ma parla anche di speranza, perché ci sono questa bellissima figura di padre José che ci fa capire che attraverso l'umanità e il recupero dentro di noi di un cuore possiamo farcela a salvare questo mondo che sa guardare così alla deriva. Beh, comunque non voglio perdermi ancora in parole, voglio dire che vi aspettiamo qui venerdì 17 ottobre alle 19:30 per stringerci insieme in un incontro che sa di cultura ma sa soprattutto di cuore. Grazie amici, vi aspetto.